Daydreamer anticipazioni dal 29 marzo al 2 aprile. Jeanne e Sanem rubano i loro più cari ricordi. Alla fattoria, Deren chiede un incontro urgente e chiama Jeanne a gran voce. Durante l'incontro viene comunicato che un buon cliente ha richiesto le creme, ma Sanem dice che non riesce a prepararle tutte da sola. Inoltre l'agenzia ha bisogno di soldi e Jeanne si propone di sostenere tutto con il suo contributo. Ma Sanem non vuole, lui propone di considerarlo come un prestito, ma lei non può accettare, però a sua volta gli propone di diventare socio. Jeanne accetta immediatamente. Per festeggiare i nuovi soci, alla fattoria preparano una magnifica cena a cui partecipano anche Mirre e Leila. Sanem è immensamente felice e Leila chiede al cognato se abbia intenzione di andarsene. Jeanne promette a Leila di non andarsene, qualunque cosa accada, e sottolinea che non farà più arrabbiare Sanem, anche se oramai sono solo soci in affari. Mentre tutti ballano, Jeanne e Sanem rimangono al tavolo e ogni tanto si guardano e si sorridono felici. Terminata la festa tenutasi alla fattoria per celebrare l'ingresso di Jeanne nella società della rinnovata agenzia pubblicitaria, tutti si salutano. Jeanne e Sanem, rimasti soli, a parole si salutano come soci, ma è chiaro che le cose non stanno proprio così. Però, mentre Jeanne lo manifesta palesemente, Sanem non lo vuole proprio ammettere. Più tardi, Jeanne torna indietro e trova Sanem addormentata sulla maca. Lui pensa di coprirla e quando si avvicina con la coperta in mano si accorge che lei, appeso alla collana che porta a collo, tiene l'anello di fidanzamento che lui le regalò l'anno precedente. Jeanne è felice e la guarda con tanto amore. Proprio in quel momento Sanem si sveglia e i due si perdono l'uno nell'altra. Jeanne subito si appresta a coprire Sanem con la coperta, con la scusa dell'aria troppo fredda, e le chiede se può stare seduto lì 5 minuti. Dice che è sicuro della loro società e le domanda più volte se anche lei lo sia. Inoltre vuole sapere se lei abbia qualcosa che le ricordi lui. Sanem dice che non ha più niente di suo, ma forse a lui è rimasto qualcosa di lei. Jeanne dice che non gli è rimasto nulla e le dà nuovamente la buonanotte. Jeanne rimane poco distante a osservarla e ripensa al momento appena trascorso. Sanem si riaddormenta e Jeanne si avvicina nuovamente. Prova e riprova a vedere se le dorme e poi le sfila la collana con l'anello. L'indomani Jeanne fa footing e si sente con Emirre. Gli chiede come sta andando il lavoro e se ha bisogno di soldi, ma Emirre lo rassicura che può farcela da solo. Jeanne gli dice di non preoccuparsi di Jit perché a breve Sanem scoprirà chi sia davvero quell'uomo. Alla fattoria arriva Jeanne e Sanem è totalmente rapita da lui. Si accorge però di non avere più la sua collana a collo e si rifugia sotto il tavolo. Jeanne le chiede se sta bene e se sia successo qualcosa. Lei risponde ironicamente che sta cercando un suo amico, mentre Jeanne ovviamente si sta divertendo un sacco. Lei non capisce dove possa essere la sua collana, non si è fatta la doccia e nemmeno si è lavata la faccia, così va in casa e cerca ovunque tra cuscini e divano. Frattanto Jit chiama Yuma e le dice che è sconvolto perché Sanem non lo vuol vedere più per un po' di tempo. Poi chiama Bulut e lo avverte che non si sente molto bene. Bulut lo invita a raggiungerlo, ma Jit gli fa presente che Sanem non vuole vederlo per un po'. Bulut lo rassicura, lui è un suo amico e può raggiungerlo lì a casa. Intanto Jeanne entra in casa a cercare Sanem. Le dice che tutti l'aspettano in giardino e le chiede se stia cercando qualcosa. Lei nega, poi inciampa su un cuscino e finisce tra le braccia di Jeanne con i loro visi molto ravvicinati. Il gruppo intanto è ancora alla ricerca di un nome per le creme di Sanem. Jeanne e Sanem tornano in giardino e lei dice che andrà a pensare sulla maca, ma in realtà sta cercando ovunque la sua collana. Jeanne la guarda da lontano ed è parecchio divertito, anche perché la collana è proprio al suo collo. Deren riprende Sanem, che è costantemente distratta. Il gruppo continua a cercare il nome per la crema e ad un certo punto Jeanne suggerisce il nome di Sanem, che significa bella donna. La proposta viene accolta gioiosamente da tutti e anche Sanem concorda, giacché Jeanne è socio dell'azienda. Poco dopo Jeanne lascia il gruppo e va in casa da Aziz e Miliban. Aziz vuole andare in città a fare delle compere e a visitare Mirre
e a fargli gli auguri per il suo nuovo lavoro. Poi chiede al figlio se necessita di qualcosa e Jeanne lo ringrazia, ma dice che vuole fare da solo. Sanem sta ancora cercando la sua collana ed Irene, che lavora con l'intera squadra per realizzare lo sport commerciale per le creme, la invita ancora una volta a unirsi a loro. Lei invece ha bisogno di allontanarsi, li invita a continuare e afferma che tornerà presto. Bulut dice che non possono permettersi tanti soldi per lo spot e Sanem suggerisce di filmare in fattoria. Muso invece suggerisce qualcosa inerente alla giungla, mentre JJ parla di supereroi. Deren si rivolge a Bulut e chiede se stia ridendo di lei. Lui risponde che lei va in giro come se fosse Cleopatra, per quello che gli viene da ridere. Sanem, in relazione a questo discorso, coglie uno spunto per la campagna pubblicitaria, perché Cleopatra era una donna forte e bella. Chiedono così a Deren di interpretare Cleopatra. Lei è terrorizzata, ma Jeanne la invita a pensarci su e a non dare subito una risposta. Poco dopo Jeanne raggiunge Sanem, seduta in cima al molo. Lei sta guardando il mare e Jeanne sottolinea che è evidente che stia cercando qualcosa dalla mattina. Così le chiede cosa sia affinché possa aiutarla. Le risponde che è alla ricerca dell'anno che ha perso e che se vuole può aiutarla. Successivamente Sanem raggiunge il cane e parla con lui, convinta che sia stato proprio lui a sottrarle la collana. Afferma che ha qualcosa che le appartiene, deve ridargli la collana e lei prenderà il suo osso. Da lontano Deren la vede parlare col cane e pensa che la situazione sia grave. Deren accetta finalmente di interpretare Cleopatra e Jeanne si prepara per le riprese. Intanto Sanem è sempre più preoccupata perché non riesce a trovare la collana. Alla fattoria arriva Igit, che si giustifica con Sanem dicendo di essere venuto per incontrare Bulut. Sanem non ha nulla in contrario, ma si accorge che Igit ora cammina bene. Poco dopo, mentre parla con Bulut, Igit racconta che Sanem non ha accettato la sua proposta di matrimonio e che si sta allontanando da lui sempre di più e che teme che non potranno più essere amici. Aggiunge poi che Jeanne è una persona pericolosa che va in giro a fare del male a tutti e non dovrebbe stare attorno a Sanem, ma Bulut lo rassicura che non deve preoccuparsi, Jeanne è simpatico e sembra che tenga veramente a Sanem. Igit giunge alla conclusione che Jeanne ha impressionato anche lui, ma ribadisce che non c'è da fidarsi e bisogna tenerlo d'occhio. Successivamente Igit scopre fortuitamente che un operaio soffre di allergie e sembra che stia pensando a qualche piano. Jeanne e Sanem si trovano in casa a parlare, seduti vicini in merito allo spot. Sanem si rende conto che averlo accanto le fa un certo effetto e si lamenta per il caldo. Jeanne la stuzzica e le chiede se ha notato che tutte le volte che lo guarda o parla con lui si tocca il cuore. Lei risponde che in realtà tocca la sua collana e Jeanne le chiede allora se stia cercando proprio la collana che indossa sempre. Lei lo ammette e lui le dice che deve essere caduto in giro. I due tornano dagli altri. Jeanne afferma che le attrezzature per lo spot sono pronte e invita Sanem ad andare in città con lui per ritirarle. Lei accetta e va a prepararsi. Durante il tragitto per andare in città, la voce interiore parla a Sanem. Le fa presente che Jeanne le ha chiesto se ha qualcosa che gli appartiene. Lui sa che lei ha tenuto l'anello e vuole che confessi che non si è dimenticata di lui. La voce la invita a non cadere in questo gioco, lui sta facendo come il gatto col topo. Sanem poi confessa a Jeanne di avere una voce interiore. Jeanne aggiunge che vorrebbe essere lui la sua voce interiore. Jeanne e Sanem tornano alla fattoria e si salutano, poi lei si incontra con Deniz e lei confessa di aver nuovamente perso la testa per Jeanne, di non poter fare a meno di lui. Questo nuovo Jeanne potrebbe farla di nuovo innamorare. Successivamente Sanem entra in casa di Miriban dove vive Jeanne per cercare la collana, ma trova la sua bandana e la porta via. In quel momento Jeanne sta facendo la doccia. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!